Lorenzo Pagagnolo, dirigente dell'Istituto Cipriani, non solo, anche dell'Istituto Colombo. E oggi ci sono gli studenti che fanno il servizio qua, quindi è un'importante palestra anche per loro. Quanto è importante, secondo lei, portare i giovani a queste serate in particolare? Avete anche allestito dei tavoli elegantissimi, quindi uno studio anche dei tavoli che sicuramente porteranno un vantaggio per la loro professione. Certamente, i ragazzi sono abituati a fare esercitazioni pratiche nei laboratori della scuola, però doversi confrontare con una situazione reale, quindi una serata con gli ospiti veri, con i tipi di inconveniente che potrebbero succedere anche veri, aumenta le loro competenze, la loro capacità reattiva di prevenire e risolvere i problemi del cliente, e quindi è un loro bagaglio professionale e anche di relazione, vorrei dire, con le persone vere, ecco, con gli ospiti veri, che va a tutto favore del loro, spero, futuro lavoro, speriamo tutti, futuro lavoro nel campo della ristorazione e del turismo. Perché qui vediamo in questa serata in particolare ci sono impegnati i ragazzi di Sala Bar e Vendita per il servizio ai tavoli e dell'accoglienza turistica proprio per l'accoglienza degli ospiti, l'assegnazione, l'accompagnamento ai tavoli. E in un ambiente come questo che vediamo, pur essendo la Fiera del Riso, un ambiente potrebbe sembrare agreste, ma se guardiamo i tavoli, li avrò fatti vedere, sono proprio come un banchetto di nozze quasi, quindi un contesto molto formale, serve a loro proprio per confrontarsi con situazioni, con i grandi numeri, che i grandi numeri a scuola non si possono mai fare. Ed è importante anche per lo sviluppo del territorio, per far conoscere al territorio la scuola e perché la scuola e i ragazzi capiscono quali sono le potenzialità del territorio. E un'ultima domanda, dirigente. Tempo fa si parlava che un 10% solamente continua la professione. Sono cambiati un po' i parametri? Beh, diciamo non abbiamo i dati aggiornati ancora, noi sappiamo che la percentuale di impiego dopo il diploma si aggira attorno al 37%. Beh, buono. Buono, non è detto che sia sempre nel campo del turismo e della ricettività, però certo perché sappiamo che questo settore è un settore abbastanza variabile. A volte iniziano un percorso, poi lo lasciano, prendono altre strade, ma poi quelli che hanno proprio la passione ritornano sui loro passi e si dedicano, magari anche con ulteriori competenze culturali dopo aver frequentato l'università, dei corsi specifici che riguardano il settore del turismo, del marketing, delle scienze enogastronomiche, perché non dobbiamo dimenticarci che a Padova, solo a Padova, ad Agripolis, ci sono le scienze degli alimenti, scienze dell'alimentazione. Per noi questo diciamo che è un valore aggiunto, insomma i ragazzi che continuano anche all'università per poi ridedicarsi al settore turistico e enogastronomico non possono che essere un valore aggiunto. Le faccio un'ultima domanda. L'enogastronomia e in particolare a questo punto l'insegnamento che date voi potrebbe essere il volano per far quel salto qualitativo del Polesine? Sì, noi lo diciamo da sempre perché il Polesine ha una vocazione turistica, slow tourism, e anche enogastronomica, quindi il far conoscere quali sono le peculiarità turistiche ed enogastronomiche che fa tutto parte della cultura del territorio, della cultura anche delle tradizioni rinnovate, sempre rinnovate, perché noi abbiamo a cuore questo aspetto di andare a vedere le nostre radici per poterle rinnovare di anno in anno, di volta in volta, e rendere quello che può essere un prodotto gastronomico, turistico, sempre più appetibile e sempre più vicino alle esigenze del visitatore moderno.